comunque a un certo punto tentò, non è andata bene come avventura, di creare un'alternativa al Festival di Sanremo, per cui diede vita a questo Festival italiano, credo che si chiamasse così, se non ricordo male, presentato da Mike Bongiorno. Sì. Indovinate chi vinse quell'edizione? Quella del 1994, dico bene? Sì. Perfetto. Qual era la tua canzone? Vera. Sentiremo l'ultimo cantante della categoria giovani, dopodiché le giurie che sono sparse in tutta Italia e ci hanno spiegato come funzionano potranno cominciare a votare, perché come sapete questa sera ne abbiamo presentato 6 di giovani e soltanto 3 entreranno nella finalissima di dopodomani, mentre invece tutti i cantanti big, quelli oramai che sono alla ribalta da parecchi anni, tutti quelli entrano nella finale. Però la cosa interessante è che dopodomani per la finale potrebbe vincere anche un giovane, perché sono tutti in gara uno contro l'altro, non ci sono categorie distinte una dall'altra. Allora, questo è un giovane cantante napoletano, di origine napoletana, ma si vede che la sua famiglia si trovava in America perché è nato a New York, pensate un po', e si chiama Sal Da Vinci. È un bambino, diciamo, quelli prodigio, perché già a 6 anni recitava nelle sceneggiate con il papà, poi ha fatto anche l'attore cinematografico, poi a un certo punto ha deciso di fare il cantante e si è messo a studiare pianoforte e chitarra. Questa sera canterà una canzone che si intitola Vera. Vera, dirige l'orchestra il maestro Vince Tempera. Vince Tempera, brava. Ok signori, eccolo qua. Sal Da Vinci. Mentre vai a e scompari nel metro, hai sempre gli occhi un po' assonnati, non sono questi gli anni che sognavi tu, non c'è niente che vorrei vederti andare via da questa vita di quartiere, dove è difficile sperare, dove è più facile cadere e non alzarsi più. Vera, sei vera, quando torni la sera e ti brucia la schiena, sei vera, tu che studi la notte, ti addormenti distrutto, in questo mondo sempre uguale, di rassegnati e disperati, non è possibile volare. Oh vera, sei vera, una preghiera di sera che si arrampica al cielo, sincera, giorni, ancora giorni, con le moto fuori al mare, e strade solo senza uscita, prendere a pugni questa vita, del resto sento che è finita, io mi perdo.
cannone, sì. Si vede che viene da Napoli. Il cuore del sud! Il napoletano, il cuore del sud. Bravo, proprio. Allora è andato tutto bene l'Abacus? Ha fatto una grande corsa veloce perché c'è stato l'avete pochissimo fatta. tempo, però tutto a posto. Bene. Tutto regolare. Ha vinto un giovane, attenzione, ha battuto i big. Vera Salvinci. Eccolo qua, Salvinci, ha vinto Vinci. Complimenti, Nonostante il raffreddore